Bentrovati, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3 e buon Natale. Cominciamo subito con gli auguri del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi. Le notizie di guerre, lutti, femminicidi, dice il Vescovo, sembra difficile quest'anno e quasi non autentico ritrovarsi a dire buon Natale, invece è proprio in questi frangenti che questo augurio diventa sempre più necessario. Carissimi telespettatori di Antenna 3, per molte settimane, se non mesi, da quando iniziamo a guardare il calendario, ci aspettiamo il momento in cui poterci fare in casa, in famiglia, nelle comunità, lì dove ci troviamo, gli auguri di buon Natale. E poi però arrivano anche tante notizie che ci fanno rendere più tristi, più pensierosi, alle volte ci tolgono la fiducia e la speranza nel futuro. Quante notizie di guerre, di tragedie, di lutti, di violenza, di cattiveria. Sembra che nel mondo ci sia la congiura affinché la bontà faccia fatica a crescere e a svilupparsi. Notizie del grande teatro della scena internazionale, notizie che toccano le vite e le coscienze di tutti noi, fino alle insensate e atroci violenze contro donne in quanto donne, che ci colpiscono anche da vicino, anche nella nostra diocesi, anche in questi giorni. E poi ci sono situazioni della vita personale dove si aggiungono le cose belle, le cose buone, i successi, le feste, le famiglie che si riuniscono, ma poi ci sono anche le improvvise malattie, una persona cara che ci lascia, qualcuno col quale magari non riusciamo più a entrare bene in relazione. Insomma, sembra che diventi poi difficile o forse non autentico il trovarsi ancora una volta a dire buon Natale. Eppure, carissimi, carissime, è proprio in questi momenti, è proprio nei momenti in cui ne abbiamo bisogno che questo augurio risuona più vero e più necessario, perché è un augurio che ci ricorda che per quanto vogliamo, da soli non ci costruiamo la felicità, che da soli non ci doniamo la vita, che da soli non abbiamo quelle gioie, quelle consolazioni che vengono da relazioni buone e riuscite. E questo potrebbe ancora una volta di più intristirci, ma la buona notizia è che c'è qualcuno che questa gioia ce la dona, c'è qualcuno che fa in modo che noi possiamo avere un fondamento per la nostra gioia e per la nostra felicità, qualcuno che fa in modo che possiamo aprire il nostro cuore, che possiamo cambiare la nostra vita e possiamo essere pieni di un amore che non ha fine, che è inesauribile e che ci dona forza e coraggio. E questo qualcuno è quel bambino nella culla, del bambino del presepio, quel Signore Gesù che è venuto per prendere su di sé la fatica e anche la gioia della nostra vita e per dirci dal profondo dell'amore di Dio, dall'eternità infinita, che siamo amati, che siamo voluti, che la nostra vita ha un senso, un significato, che anche nel dolore abbiamo la possibilità di avere una grande consolazione. La vita non ce la costruiamo, non la compriamo. L'amore non si mercanteggia, non si può rubare. Le persone non si possono possedere, ma siamo dono. Noi siamo dono a noi stessi e tutto quello che riceviamo è dono, dono di gioia infinita,
dono che ci dà la responsabilità della libertà nell'accettare le persone come sono, nell'accoglierle, nel dare loro un sorriso, del poter dire io ci sono per te e spero tanto che tu possa esserci con me. È la relazione semplice, efficace, quotidiana che il Signore ci dona, che il Signore continua a donarci da quella culla, da quel bambino così piccolo, da quello sguardo pieno di speranza e di apertura al futuro. E allora proprio quando ci sentiamo limitati, fragili, deboli, quando rischiamo di isolarci e di diventare un po' più cattivi, è proprio in quel momento che dobbiamo e possiamo dirci buon Natale, perché la speranza ha un nome che è Gesù Cristo, ha un volto che è il volto del bambino e della mamma e del papà che lo guardano e lo custodiscono e se ne prendono cura. E al volto dei nostri cari, delle persone a cui vogliamo bene e che ci vogliono bene, il volto di quelli a cui penseremo in questa gioia, in questa festa del Natale, ed è il volto di chi saprà essere amato anche dal nostro sguardo. E allora, carissimi, carissime, davvero dal profondo del cuore, buon Natale, perché non siamo soli. Buon Natale perché siamo amati, buon Natale perché il Signore ci prende così sul serio da affidare a noi il compito dell'amore, del bene e della pace. Buon Natale. E gli auguri di Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto, con l'auspicio che sia un Natale di solidarietà e uno sguardo al 2024. Mario Conte, sindaco di Treviso, Natale 2023, quale augurio vuole fare ai trevigiani? Ma innanzitutto che sia un Natale dove ritroviamo la serenità. Devo dire che in questo periodo storico la nostra serenità è minata da tante questioni nazionali, internazionali, che rendono il periodo particolarmente complicato. Però se da una parte ci sono le difficoltà è altrettanto vero che ci sono grandi opportunità che dobbiamo cavalcare, lo dobbiamo fare recuperando quello spirito di comunità che ci ha sempre caratterizzato, che ha caratterizzato la comunità trevigiana e che ci ha consentito di arrivare dove siamo arrivati oggi. Devo dire che la speranza e l'augurio più grande che faccio è che sia un Natale di solidarietà e anche sostenibile sotto tutti i punti di vista, con l'appello ai cittadini di non voltarsi dall'altra parte quando sappiamo che qualcuno sta vivendo delle difficoltà. Treviso è una città da sempre solidale, grande anche l'impegno del settore dei servizi sociali, abbiamo visto anche nell'emergenza abitativa. Cosa possiamo dire per questo? Sì, i servizi sociali e terzo settore, quindi tutto il mondo del volontariato, sono stati una forza straordinaria in questo ultimo anno, caratterizzato, come dicevo prima, da grandi difficoltà ma anche da grandi disponibilità umane e valoriali da parte di tutto quell'esercito di volontari che si è affiancato alle istituzioni in aiuto appunto delle persone che sono in difficoltà. Io ringrazio il Vescovo Michele per la sua sensibilità e anche aver scelto uno dei luoghi simbolo non del degrado ma magari di alcune situazioni certamente un po' più critiche. È un segnale importante che qui a Treviso non si lascia indietro nessuno, lo avevamo detto in campagna elettorale, lo abbiamo ribadito in occasione della seconda tornata elettorale. L'obiettivo è quello di affiancarci ai più deboli, alle persone che sono temporaneamente in difficoltà per venire avanti tutti insieme. Insomma, quando gli ultimi stanno bene diciamo che i primi possono soltanto stare meglio e quindi l'obiettivo è davvero quello di reagire da comunità, di essere una comunità solidale, di agire con fratellanza perché abbiamo bisogno di stare uniti in un periodo storico che tende a dividere anziché unire. Ecco, il ruolo del sindaco, delle istituzioni e del vescovo in modo particolare è quello di cucire quelle fratture che stanno, ahimè, caratterizzando la nostra comunità. Grande attenzione del Comune nei confronti dei giovani, attenzione nel quadrante di Piazza Borsa, le ordinanze di via Collalto, ma soprattutto uno sguardo per farsi carico e dare a questi ragazzi che spesso nel weekend hanno creato problemi in quest'ultimo anno delle nuove opportunità. Sì, devo dire che quei giovani che troppe volte hanno fatto parlare di sé in chiave negativa
sono comunque una minoranza che va aiutata, perché anche loro, insieme alla stragrande maggioranza dei giovani, che invece di soddisfazione ce ne stanno regalando tanta da un punto di vista sportivo, sociale, culturale, rappresentano il presente ed il futuro, non solo il futuro, e quindi a loro vanno dati gli strumenti, vanno responsabilizzati e vanno anche bacchettati nel momento in cui manifestano il loro entusiasmo o il loro disagio con modi certamente sbagliati, maleducati e talvolta diventano addirittura anche dei reati. Ecco, a loro sta di capire quelli che sono gli insegnamenti che le istituzioni danno, e l'appello che faccio è che anche in questo caso dobbiamo reagire da comunità. I genitori facciano i genitori, imparino a dire anche qualche no, le istituzioni siano vicine alle famiglie, vicine ai giovani, così come le società sportive, le scuole e tutto il mondo che gira attorno a questi giovani, per dar loro la possibilità di sfogare quello che è un loro talento ed evitare che ci siano dei coni d'ombra chiamati noia o depressione. Cosa c'è sotto l'albero dei trevigiani? Grazie al PNRR ci saranno diversi cantieri aperti. Come cambierà la città? Ma devo dire con grande soddisfazione, sotto l'albero i cittadini trevigiani troveranno tutti i cantieri legati ai fondi PNRR. Forse siamo una delle prime città a livello nazionale da un punto di vista del cronoprogramma, nel senso che tutti i fondi che siamo riusciti a portare a casa, e ricordo essere 132 milioni di euro, oggi sono cantieri, quindi possono vedere la realizzazione dell'ampliamento della biblioteca, piuttosto che la rigenerazione delle mura, piuttosto che la riqualificazione dell'ex macello o la riqualificazione dell'ex caserma Salsa. Quindi insomma opere importanti di rigenerazione urbana, luoghi che vengono riconsegnati alla comunità, che erano un indicatore, un segno di degrado, domani diventano luoghi di vita per i giovani, per la cultura e per la crescita della nostra comunità. Quest'anno sono partiti anche i lavori per la stazione. Anche i lavori per la stazione, ovviamente è un lavoro importante che riguarda sia la facciata principale della stazione, sia il lato sud verso San Zeno, dove siamo riusciti ad integrare con 3,5 milioni di euro l'intervento, portandolo addirittura a 18,9 milioni di euro l'intervento cofinanziato da RFI, dal Comune, che però ci consentirà di dare un volto nuovo alla stazione dei treni. Successivamente partirà la realizzazione della stazione delle corriere all'ex Quor, rifaremo la facciata verso il quartiere San Zeno e successivamente andremo anche a togliere le barriere dei passaggi a livello col sottopasso di via Cacciatori. Quindi insomma un fronte importante caratterizzato da cantieri, da opportunità e anche qualche piccolo disagio, e per questo mi scuso con i cittadini. Treviso inizia ad avere una fama internazionale, lo dicono anche i dati legati al turismo. Come potenzierete ancora l'offerta? Diciamo che ultimamente si parla gran bene della nostra città, siamo stati premiati a Tallinn, in Estonia, dove siamo diventati la Green Capital per le città sotto i 100.000 abitanti. Lì si parla di sostenibilità ambientale, ma diventa anche quello un indicatore e un promotore di una città che ha davvero tanto da dare sotto tanti punti di vista. Noi dobbiamo continuare ad aumentare il livello di accoglienza, la proposta sportiva, naturalistica, enogastronomica, culturale, perché è una città straordinaria. Ricordo che siamo anche nella finalissima per la capitale della cultura italiana del 2026 e dobbiamo continuare a emozionare, perché se noi emozioniamo tutti quei turisti che quotidianamente animano la nostra città, saranno loro i primi testimoni di una città bella, una città proiettata al futuro, una città accogliente. C'è un desiderio invece con cui insomma, il sindaco di Treviso saluta questo Natale, il regalo personale che vorrebbe sotto l'albero? Mi piacerebbe semplicemente che rafforzare lo spirito di comunità dei trevigiani, perché al di là delle opportunità oggi è fondamentale essere uniti, fare comunità, far squadra. Mi ispiro sempre al rugby, dove si va in meta tutti insieme passando la palla a chi sta un passo più indietro, però non è un gioco individuale ma è un gioco di squadra. Ecco, il regalo più bello è proprio questo, rafforzare questo spirito di squadra che anima la comunità trevigiana, che così facendo ci dà la possibilità di superare anche le difficoltà che in questo periodo sono tante, ma se staremo uniti le supereremo con forza. Allora buon Natale ai trevigiani. Sì, un buon Natale davvero di cuore a tutti i trevigiani. Grazie tra
l'altro per aver riposto ancora su di me la vostra fiducia. Un buon Natale con la certezza che questo sindaco, la sua squadra e tutto il Consiglio Comunale serviranno con grande umiltà e grande onestà la comunità trevigiana. Edilizia scolastica, sicurezza stradale, lotta alla violenza di genere, tanti temi toccati nei suoi auguri ai trevigiani dal presidente della provincia Stefano Marcon, temi che torneranno anche nella programmazione dell'ente di Sant'Artemio del prossimo anno. Queste feste del 2023 arrivano in un contesto internazionale che ci vede con 2 guerre in corso, in un contesto internazionale che vede un'economia sul quale grava la problematica dell'inflazione, ma in un contesto anche che ci consente di fare un bilancio rispetto all'anno trascorso sostanzialmente. E quindi in questo contesto il bilancio della provincia di Treviso del 2023, a mio modo di vedere, è un bilancio positivo. In quei 5 ambiti che sostanzialmente sono le competenze fondamentali della provincia, mi riferisco a scuole, strade, ambiente, trasporto pubblico e pari opportunità, io credo che siamo riusciti a dare delle risposte molto performanti. In primis l'edilizia scolastica, gli oltre 100 milioni di euro intercettati consentono di far sì che i poli della provincia di Treviso, i poli scolastici che ospitano quasi 40.000 studenti nelle secondarie di secondo grado, siano scuole sicure, confortevoli, sostenibili ambientalmente, e abbiamo avuto nel corso di quest'anno alcune inaugurazioni. Mi riferisco all'Einaudi di Scarpa di Montebelluna, al Sansovino, piuttosto che al Nightingale di Castelfranco Veneto, alla palestra di Castelfranco Veneto, insomma un anno rispetto al quale si cominciano a toccare con mano i risultati di quella programmazione ambiziosa di cui abbiamo intrapreso il percorso ancora qualche anno fa. Il 2024 vedrà altri risultati che si concretizzeranno. Poi guardo alla viabilità. I vari interventi, i vari finanziamenti che abbiamo intercettato e per le asfaltature piuttosto che per i bandi di nuovi ponti, che consentiranno anche qui la realizzazione di alcune strutture nuove, ammontano a circa 60 milioni di euro. Sull'ambiente, i bandi rivolti ai comuni, ai privati cittadini, alle imprese, i bandi che consentono la sostituzione di vecchie caldaie piuttosto che l'asportazione dell'Eternit su alcune coperture, sono bandi tesi a migliorare la qualità dell'ambiente della nostra provincia, che ricordo da una recente classifica del Sole 24 Ore essere la provincia dove si vive meglio visto l'età media dei nostri concittadini, nel senso che si invecchia bene, siamo primi in Italia su quell'indicatore. È una provincia insomma che ha anche un occhio di riguardo rispetto all'anzianità. Un tema sul quale stiamo lavorando è quello della sicurezza stradale, è un tema che purtroppo ci vede impegnati in virtù del fatto che l'incidentalità stradale è tornata ad aumentare, e quindi quel tavolo per la sicurezza stradale che abbiamo istituito assieme alle altre forze dell'ordine e istituzioni, in primis la prefettura piuttosto che l'ULS 2, carabinieri, polizia, finanza, associazioni di categoria, associazioni di familiari vittime della strada, insomma un insieme di portatori di interesse che sta lavorando per diffondere una cultura della sicurezza che mira ai giovani, ai neopatentati o ai neopatentandi, facendo quei corsi di sicurezza che facciamo alle scuole, alle quarte e alle quinte superiori, chiamiamole così. Un'altra iniziativa che faremo assieme alle autoscuole sono corsi di formazione volontaria, ribadisco volontaria e gratuita per gli over 65, perché un po' di discussione questo tema l'ha recato, no? l'ha posto all'ordine del giorno. Non è sicuramente una imposizione, però pensiamo, visto che 1 su 5 degli incidenti stradali coinvolgono degli over 65, che laddove vogliano, sempre ripeto su base volontaria, aggiornarsi sull'evoluzione del codice della strada, troveranno nelle autoscuole degli interlocutori qualificati che si mettono a disposizione per questo percorso. Tema delle pari opportunità, anche qui assieme alla consigliera delegata, assieme ai vari portatori di interessi, abbiamo tenuto alto
la questione di genere, soprattutto con la questione di Giulia Cecchettin. Quest'anno la discussione sul rispetto della donna ha visto nel 25 di novembre avere gli studenti delle scuole superiori sempre dipingere una panchina di rosso e in occasione dei funerali di Giulia osservare un minuto di silenzio assieme a tutti i dipendenti della provincia di Treviso. Auguro alle trevigiane e ai trevigiani di trascorrere le festività in serenità, in famiglia, circondati dai propri cari, cercare di assumere un atteggiamento di positività, perché viene Natale quest'anno, viene il prossimo anno, è tanti anni che arriva il Natale, cogliamolo e viviamolo come da tanti anni porta con sé la tradizione, e cioè quello di serenità e di positività. Ricordiamoci che affrontare la quotidianità senza serenità o senza un punto di vista positivo non è che risolva i problemi, anzi li aggrava. Quindi guardiamo al futuro con ottimismo e sicuramente saremo partecipi di una società migliore. Noi ci fermiamo qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. In questa giornata, il Natale, una festa che è sempre tanto attesa, il momento più atteso dell'anno. Che Natale è stato per voi? Lo abbiamo chiesto ai trevigiani. Sentiamo. Bello perché è arrivata mio nipote dall'America, sono contentissima. Da quanto non mi vedevate? Un anno. Sì. Quindi il Natale riunisce? Sì, il Natale riunisce. Si torna a casa a Natale? Sì, finalmente, non vedevo l'ora. Cosa ne pensi? È così diverso, no? È meglio qua in Italia, decisamente. Perché? È più coccolo, è più familiare, è più bello essere a casa. Siamo tutti un po' presi dal lavoro e non abbiamo tanta voglia di fare grosse cose. Ci piace stare riuniti, mangiare tutti assieme, stare al calduccio col caminetto. Quindi si ha bisogno di intimità, di fermarsi forse? Sì, di fermarsi. È stato un anno parecchio duro, devo dire la verità. È un momento in cui si ha bisogno ogni tanto di un po' di pausa. Sempre in famiglia a Natale. Poi fra l'altro faccio un lavoro che devo scegliere o Natale o Capodanno se passarlo a casa perché faccio l'infermiera e scelgo Natale ormai dal Covid in poi. Ho sempre preferito il Natale a casa, sì, piuttosto il Capodanno me lo passo al lavoro. A dire la verità, questo è il primo vero Natale che mi sembra di passare, soprattutto anche in famiglia. Sicuramente adesso è un momento un po' di rinascita per tutti, dopo il Covid è stato difficile anche riuscire a trovare dei momenti da condividere. Poi insomma Natale è sempre sotto le feste, si cerca di mettere da parte i propri impegni e cercare di passare più tempo con i propri cari, anche questo è importante. Sono tutti i giorni a casa a studiare, non vado in palestra, noioso. Quindi un Natale noioso? Noioso, sì. Per ora è un bel Natale, Treviso è bellissima, più bella degli anni scorsi. Dal punto di vista delle spese, è un Natale in cui ti sei potuta permettere qualcosa in più? Allora dai, per il primo anno posso dire di sì, mi sono tolta qualche soddisfazione perché ho appena finito gli studi e quindi è il primo lavoro. Wow. Qualche regalo in più sono riuscita a farlo. Si aspettano le vacanze da un po', così magari ci rilassiamo un pochettino e poi magari ci godiamo un po' il calore di Treviso che non basta mai, ecco. È bella la città sotto Natale? Beh certo, sì, specialmente Treviso che comunque è una bella città, poi sotto Natale migliora ancora di più. Stupendo, perché il Natale è una cosa che si vive dentro. Quindi non è una festa che ha perso smalto, c'è ancora? Il Natale, se ci credi, c'è sempre. Mi sembra che sia sempre Natale, che tutti lo aspettino con gioia, vedo i bambini contenti, vedo le persone serene. Quindi l'atmosfera non si è persa? No, direi di no, almeno per quel che mi riguarda. Spero che insomma questo Natale, come tutti gli altri Natali, anche per gli altri, insomma, spero in un periodo appunto sereno, anche se ci sono tanti problemi, difficoltà. Calore, voglia di stare assieme, di parlare, di mangiare per carità, di giocare e di passare un pomeriggio proprio
in tranquillità a casa. Sempre, questo per noi è sempre stato il Natale, così voglio che sia per i miei figli e avanti, insomma. Come tutti c'è sempre il pensiero per le persone che soffrono, che hanno qualcosa in meno, non solo materialmente. E gli auguri anche dai leoni del Benetton Rugby nelle tante lingue delle nazioni rappresentate nella squadra biancoverde. Tanti auguri di buon Natale agli amici di Antenna 3. Wishing everyone a happy Christmas and a happy New Year. Man goeie Christmasie, maar chao sang fo. Amen. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Gesegne Kerstfeest en een voorspoedige nieuwe jaar. 3, 2, 1. Buon Natale! Ora la rubrica Il tuo presepe, vi ricordo che potete inviarci video delle vostre natalità su WhatsApp al numero 351 1755 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza se volete, i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. Noi siamo pronti a ricevere i vostri video e condividerli insieme a tutti voi ogni giorno nel telegiornale. E ora proprio la rubrica dei vostri presepi. Questa sera l'Associazione di Quartiere di Campocroce di Mogliano, Francesco e Chiara da Maserata sul Piave, Giuliana Furlan di Santa Lucia, Claudio Piccin di Conegliano, la piccola Martina di Santa Maria del Piave, Claudio e Maria Rosa Tonon di Treviso, Moreno dalla Cia di Vazzola, Valentina Amadio di Maserata, Mauro Petruzzelli di Vascon di Carbonera, Sebastian Marchese di Vedelago, la famiglia Trevisiol di Ciano del Montello, Margherita Zilli di Belluno, Gianfranco e Angelica di Porcellengo di Paese, Margherita e Anna di Preganziol, la famiglia Callegari di Giavera del Montello, Andrea e Chiara Brisolin di Merlengo di Ponzano e Alessandro Granziera di Castagnole.
E con questo è tutto, ora il meteo, da tutti noi ancora l'augurio di un buon Natale, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Società Agricola Torresana, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Santo Stefano, alta pressione e tempo stabile, ma con molte nubi. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 26 dicembre. Sul Veneto sarà asciutto, ma come detto con nubi basse e nebbie spesso persistenti per tutta la giornata. Sui monti sarà possibile qualche sprazzo di sole. Temperature stazionarie minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo foschie anche fitte in pianura e sulle valli alpine. Il cielo risulterà coperto un po' ovunque. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sugli 8-11 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà decisamente diverso, con più sole e cielo sereno o velato. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, massime sui 6-7 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Società Agricola Torresana, dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.